Eder. Mech. Pallister. Il volto della vittima accostato a quello dell'indagato. Scoppia la rabbia dei familiari di Pierina Paganelli. Una locandina pubblicata online per promuovere una manifestazione organizzata dalla comunità senegalese ha riacceso il dolore e provocato profonda indignazione nei familiari di Pierina Paganelli. La 78enne brutalmente uccisa a Rimini, nei garage di Via del Ciclamino, lo scorso 3 novembre 2023. Al centro della contestazione un fotomontaggio apparso in rete, poi rimosso, che affiancava l'immagine della vittima a quella di Luis da Silva, il 35enne metalmeccanico senegalese detenuto con la pesante accusa di essere l'unico indiziato dell'omicidio. Il manifesto, che annunciava un'iniziativa di solidarietà a favore dell'indagato, ha generato una reazione immediata e durissima da parte dei figli della donna uccisa, che si sono affidati ai loro legali, gli avvocati Monica e Marco Lunedei, per far sentire la loro voce. Non usate il viso di nostra madre, vittima di un brutale omicidio, per i vostri scopi. È il messaggio netto e inequivocabile che arriva dalla famiglia Paganelli, profondamente turbata dal vedere l'immagine dell'anziana madre associata pubblicamente a quella di colui che la procura ritiene gravemente indiziato per il delitto. I legali della famiglia hanno diffuso una nota durissima, nella quale annunciano di aver già provveduto a diffidare formalmente gli organizzatori e di essere pronti ad agire in ogni sede, civile e penale, contro chiunque stia utilizzando, a loro giudizio, l'immagine della vittima a fini speculativi o per promuovere visioni alternative e non fondate della vicenda giudiziaria in corso. Gli eredi della vittima, si legge nella nota, hanno già diffidato e procederanno giudizialmente in ogni sede contro coloro che si stanno servendo con finalità speculative dell'immagine della madre barbaramente uccisa, millantando non meglio precisate ricerche di presunte quanto assurde verità. Un attacco diretto e frontale a chi, attraverso manifesti o campagne mediatiche, tenta di raccontare una versione dei fatti che i familiari della vittima considerano priva di fondamento e potenzialmente offensiva nei confronti della memoria della donna. La famiglia Paganelli, attraverso i suoi rappresentanti legali, tiene inoltre a ribadire con fermezza che l'unica sede legittima per accertare la verità è quella giudiziaria e che sarà la Procura della Repubblica, unitamente alle istituzioni competenti, a ricostruire con chiarezza e responsabilità le dinamiche del crimine. La ricerca della verità, prosegue la nota, si è svolta e continuerà a svolgersi nelle sedi preposte. In particolare, rispetto alla locandina circolata nei giorni scorsi, la famiglia non intende in alcun modo tollerare che l'immagine della propria madre venga affiancata a quella dell'unico indagato per il suo omicidio. Nel frattempo, la manifestazione della comunità senegalese, prevista per sabato prossimo, non è stata annullata. Secondo quanto si apprende, gli organizzatori avrebbero sì modificato il materiale promozionale, rimuovendo il controverso accostamento visivo. Ma la mobilitazione pubblica a favore di Luis da Silva è confermata. Sono attese almeno 500 persone, pronte a scendere in piazza per esprimere il proprio sostegno all'indagato, che dal carcere continua a professarsi innocente. Dal punto di vista processuale, per da Silva si avvicina un passaggio cruciale. Nelle scorse ore gli è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, un atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura. L'udienza preliminare davanti alla Corte d'Assise non è stata ancora fissata, ma dovrebbe arrivare a breve, mentre resta ancora pendente la seconda richiesta di scarcerazione, già presentata dai suoi difensori, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. La decisione spetta al Tribunale del Riesame, che discuterà la posizione del 35enne nella giornata del 22 maggio prossimo. In un clima già teso e segnato dal dolore per una vicenda dai contorni ancora oscuri, la vicenda della locandina rappresenta un'ulteriore ferita per la famiglia Paganelli, che rivendica il diritto alla dignità della memoria della loro madre e chiede rispetto per il suo dolore, in un momento in cui la giustizia sta per aprire il capitolo più delicato, quello dell'eventuale processo a carico dell'unico sospettato.
La foto di Pierina è di proprietà intellettuale dei figli, quindi se loro si oppongono all'accostamento con il volto di Luis da Silva ci può anche stare, ma gli avvocati di Pierina naturalmente non sono nessuno per dire che Luis sia attualmente il colpevole dell'omicidio di Pierina, poiché questo lo stabiliranno solo 3 gradi di giudizio. Gentili ascoltatori, buona serata da Sensibile Locchi. È stato fatto nel caso di Pierina Paganelli pochi giorni fa un sit-in di protesta fuori al tribunale di Rimini per la scarcerazione appunto di Luis da Silva. Ma io il Sensibile Locchi dice: questi innocentisti hanno veramente rotto i coglioni. Ma vi rendete conto delle sciocchezze, delle stupidaggini che partorisce la vostra mente? Perché sono menti malate. Ma vi rendete conto? Luis è venuto dal Seneca, ha ammazzato una donna che poteva essere sua madre, sua nonna, con oltre 16 coltellate. Questo ha fatto. Di conseguenza esce, non è che Luis è ricoverato in un ospedale. Luis è in un carcere perché deve scontare la sua pena. Ora, se lo stesso avesse confessato quando glielo disse il pubblico ministero, il dottor Daniele Paci, sicuramente la pena per lui sarebbe stata più lieve, ma considerato che lo stesso ha sempre negato ogni sua responsabilità, molto probabilmente lo stesso prenderà il massimo della pena. Ma questo non è che lo dico adesso, l'ho detto dall'inizio. Ora, signori, questi innocentisti che andate a fare il sit-in, chi si incatena, lasciate perdere, perché è lui il colpevole. Ve lo dice il Sensitivo Locchi. È lui, Luis da Silva, ha ucciso Pierina Paganelli, e su questo non ci piove. Perché? Perché la Procura della Repubblica ha le prove. Tant'è vero che ogni richiesta che è stata fatta di scarcerazione sono state tutte respinte, come non so adesso quando ci sarà, non so se hanno fatto ricorso in Cassazione, ma vedrete che anche la Cassazione respingerà appunto la richiesta di scarcerazione per lo stesso. Dunque è inutile che andate a fare i sit-in. Lui ha ammazzato una donna che poteva essere sua nonna, senza motivo. Non è che sta donna gli aveva fatto qualche cosa, perché era innamorato di Emanuela e questo l'ha spinto a commettere il tragico gesto. In Italia purtroppo siamo arrivati che gli assassini vengono difesi e le vittime vengono dimenticate, come nel caso di Luis da Silva e Pierina Paganelli. Addirittura qualche giorno fa è stato fatto un sit-in fuori alla Procura della Repubblica di Roma per chiederne la sua scarcerazione. Ecco, signori, ma a voi forse, voi innocentisti, se lo fate perché credete veramente nella giustizia, fate bene a farlo, anche se la verità è all'opposto di quello che voi pensate. Ma se lo fate perché volete essere protagonisti o volete fare gli esibizionisti, allora il consiglio che vi può dare questa sera il Sensitivo Locchi: rimanetevene a casa. Luis da Silva esce, non esce, Luis da Silva non è all'ospedale, Luis da Silva è in un carcere dove attende il giudizio, un tribunale, la Corte d'Assise, che dovrà esprimere la sua opinione. Perché? Perché a mio parere Luis da Silva ha ucciso Pierina Paganelli, una donna che appunto poteva essere con l'età sua nonna. L'ha uccisa senza ripensamenti, con oltre 16 coltellate. Questo ha fatto, e voi state appunto difendendo un assassino. Vi ripeto,
se credete veramente nella sua innocenza, che a mio parere lui è colpevole, però se voi che stavate appunto fuori al Tribunale di Rimini e credete nella sua innocenza, avete fatto bene quello che avete fatto. Però vi ripeto, se dovete fare perché volete fare esibizionismo, lasciate perdere, statevene a casa. Luis da Silva, la Procura della Repubblica, per avere emesso un provvedimento di arresto è perché ci sono le prove e controprove, altrimenti la Procura non avrebbe mai fatto un passo del genere. E poi oltretutto sia la Cassazione, tutte le richieste che sono state fatte dai legali appunto di Luis da Silva sono state tutte respinte. Questo vuol dire che c'è del succo, ci sono le prove appunto della sua colpevolezza. Se lo stesso avesse confessato quando il dottor titolare dell'indagine, il dottor Daniele Paci, glielo chiedeva, sicuramente per lui la pena sarebbe stata molto più lieve, considerato che lo stesso continua ancora oggi a ostentare la sua propria estraneità ai fatti. Allora per lui la condanna sarà al massimo ed è giusto che sia così. Questo, signori, questo è il mio pensiero e questo è quello che il Sensitivo Locchi ha voluto dire questa sera tramite Eder a tutti voi che eravate presenti fuori al sit-in presso il Tribunale Procura della Repubblica di Rimini. Di nuovo amici, un buon proseguimento di serata a voi tutti dal Sensitivo Locchi di Civitavecchia. Il 15 maggio 2025 Stefania Camboni, una donna di circa 60 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Agropoli a Fregene, località balneare a nord di Roma. A scoprire il corpo è stato il figlio, che vive con la compagna in un'altra porzione dello stesso villino. La donna presentava una ferita alla testa e tracce di sangue sono state rinvenute nell'abitazione. I carabinieri stanno conducendo le indagini e non escludono l'ipotesi di omicidio. Attualmente gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Stefania Camboni per determinare le circostanze del decesso. Non sono ancora stati forniti dettagli sull'orario esatto della morte né su eventuali sospetti. La zona è stata isolata per consentire i rilievi tecnici e l'abitazione è stata posta sotto sequestro. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni o sviluppi sull'indagine. Come vedete ogni giorno ce n'è una. Questa mattina è stato ritrovato il corpo in via Acropoli a Fregene di Stefania Camboni, una donna di 60 anni con una brutta ferita alla testa e in un lago di sangue appunto nella sua casa. La stessa abitava da sola in una porzione di villino insieme alla nuora e al figlio, e proprio su quest'ultimo in questo momento viene rivolta la mia attenzione di natura esoterica, perché ho il sospetto che lo stesso abbia la responsabilità materiale del fatto. Ora aspettiamo che gli inquirenti facciano le loro indagini e poi vedremo come sono andati i fatti. Di nuovo amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo Locchi di Civitavecchia. Ho sentito Sergio e niente, voleva ribadire che appunto Liliana non soffriva di osteoporosi. Infatti adesso devo correggermi un attimo in gruppo. E che adesso lui è felicissimo per la nuova procura, che adesso sono tutte donne, quindi a maggior ragione solidarietà per un'altra donna vittima, che è incazzato nero con Molinari,
che fa, secondo me, quello, cioè fuori di testa, è stato pagato. Io ho detto, guarda, per me è stato pagato. Lui dice sì anche per noi. E poi cosa mi ha detto? Poi mi ha detto anche il discorso incazzatissimo per il discorso della bara. E sono cose che praticamente hanno tirato fuori ieri sera a chi l'ha visto, no? La bara che era buttata lì, non era zincata, e gli ho detto certo, perché lui la voleva far sparire immediatamente, no? Cremazione e via. E lui mi ha detto sì, appunto. Poi cosa mi ha detto? Niente, che lui insiste per far chiamare anche il figlio del vedovo Allegro, la ex moglie, la sorella, per allargare anche tra i parenti di lui. Delitti dei neonati. La Cassazione conferma i domiciliari per Chiara Petrolini, ma riconosce elevata capacità mistificatoria. Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver ucciso e occultato i corpi dei propri figli appena partoriti, resterà agli arresti domiciliari. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza emessa il 25 febbraio scorso, di cui sono state depositate le motivazioni. I giudici supremi hanno annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, accogliendo il ricorso della Procura, aveva disposto la detenzione in carcere. La Cassazione ha disposto un nuovo giudizio, evidenziando tuttavia che i fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili. Una valutazione che ha inciso in modo determinante sulla decisione di non aggravare la misura cautelare. Nelle motivazioni, contenute in un documento di 14 pagine, la Corte non risparmia parole dure nei confronti dell'indagata, alla quale viene riconosciuta una elevatissima capacità mistificatoria, unita a una non comune determinazione criminale. Tuttavia, i giudici spiegano che la particolare dinamica dei reati contestati, compiuti nel contesto di una fitta rete di relazioni sociali e affettive, non può essere riprodotta nel contesto attuale della misura domiciliare, che impone isolamento e controlli stringenti. Secondo la Cassazione, infatti, Chiara Petrolini è riuscita a portare a termine le gravissime condotte, grazie alla possibilità di instaurare e coltivare una ricca ed articolata vita di relazione ed affettiva, che si legge ancora nelle motivazioni. In regime di arresti domiciliari le sarebbe invece giocoforza inibita. Una valutazione che, pur riconoscendo la gravità dei reati e la personalità dell'indagata, ritiene al momento sufficiente la misura domiciliare per prevenire il rischio di reiterazione. La decisione apre ora la strada a un nuovo esame da parte del Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi nuovamente tenendo conto delle indicazioni della Suprema Corte. Nel frattempo, Petrolini resterà ai domiciliari in attesa degli sviluppi processuali. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.